Finisce il periodo di tolleranza nella raccolta differenziata d'Agrigento. Ad annunciarlo è l'azienda che si occupa del porta a porta. Ci saranno controlli più rigidi e severi. Gli operatori ecologici hanno già iniziato a non raccogliere rifiuti conferiti in maniera non conforme. Devono da adesso in poi essere seguite tutte le indicazioni contenute nelle brochure informative date agli utenti al momento della consegna dei mastelli. La spazzatura deve essere esposta negli orari fissati nei mastelli del colore assegnato al tipo di rifiuto. Fondamentale anche come la spazzatura viene messa nei mastelli, e cioè nei sacchetti della giusta tipologia: plastica per la plastica, biocompostabile per l'organico, di carta per la carta e cartone, ma si può lasciare la carta anche sfusa nel mastello, mentre il vetro deve essere lasciato assolutamente sfuso. Il risultato è stato che in diverse zone della città i cittadini hanno ritrovato rifiuti non conformi esattamente dove li avevano lasciati. Questa decisione, spiegano dalle imprese, è stata presa sia perché sono ormai passati 9 mesi dall'avvio del porta a porta, ma anche perché il Comune ci ricorda spesso e volentieri di non fare deroghe ed eccezioni per chi non differenzia nella maniera più corretta. Lanciamo un appello, continua la nota dell'azienda, a tutti gli agrigentini ad attenersi a quelle che sono le norme per una giusta raccolta differenziata, lasciando la spazzatura dentro i mastelli negli orari fissati dai regolamenti comunali, con i sacchetti appositi e senza mischiare i rifiuti in nessun modo. L'ISED ha anche provveduto ad inviare a tutti gli uffici competenti del Comune le segnalazioni di tutti gli indirizzi dove sono stati rinvenuti e non raccolti rifiuti non conformi.